Ospiti, che sono Alberto Cattaneo, partner della Cattaneo Zanetto Company, Claudio Velardi, giornalista di professione. Buonasera. È sparito. Eccolo. Non ti sentiamo, Claudio. Non ti sentiamo. Ecco, benvenuto. Lucia Più, direttore del Confapri Friuli Venezia Giulia. E l'incontro viene moderato da Stefano Feltri. Bene. E ha concedo la parola. Grazie, buonasera. La giornata sta finendo, ma il tema oggi è fondamentale perché, come avrete visto da questa mattina sui siti di tutti i giornali, si parla solo di lobby, ma non c'è la parola lobby, ma di quello si parla, cioè del blocco dei tassisti a Roma e in altre città per protesta contro una norma approvata nella notte, dicono loro, frutto dell'azione di lobbying di altri soggetti, nello specifico di Uber e del noleggio con conducente, gli NCC. Claudio Velardi è appunto rimasto vittima, lui che è un lobbista è rimasto vittima di questa guerra tra lobby perché non ha potuto prendere l'aereo proprio perché questa mattina a Roma non c'era neanche un taxi in circolazione e quindi gli spostamenti in una città che già è abbastanza, come dire, ostile erano particolarmente complessi. Quindi io vorrei partire da qui perché se no facciamo discorsi che sembrano molto teorici, ma quando si parla di cos'è una lobby, cosa fa una lobby, poi alla fine si traduce nel concreto se Velardi riesce a prendere un aereo o no, cioè sono cose che hanno un impatto sulla vita quotidiana. Quindi vorrei prima, poi arriviamo dopo al rapporto tra imprese, decisori politici, interessi particolari, interessi generali, però prima vorrei chiedere ai miei ospiti se loro considerano quello che sta succedendo oggi un'azione di lobbying. I tassisti sono riusciti, anzi faccio il giornalista, vi faccio prima i fatti, poi andiamo all'approfondimento, se no non capite niente. Cosa sta succedendo? 10 anni fa, praticamente nel 2008, viene introdotta una norma il 30 dicembre nel decreto mille proroghe, cioè queste cose molto italiane, già il fatto che si facciano leggi importanti il 30 dicembre quando sono tutti in vacanza, compresi giornali e giornalisti, in un decreto che si chiama mille proroghe, cioè uno strumento urgente per prorogare delle norme e quindi rinviarle, viene inserita una norma che praticamente consente al noleggio con conducente, cioè agli autisti privati, di non rispettare una norma del 92, se non sbaglio, che è quella che impone una specie di follia in cui chi vende il suo servizio, vende una corsa, secondo quello che dice la legge italiana, dovrebbe stare dentro una rimessa, dentro un garage, ricevere la chiamata dal cliente, andarlo a prendere, portarlo dove deve andare, non fermarsi neanche un secondo, fare scendere all'istante il suo cliente, tornare nel suo garage ovunque sia, chiudere la saracinesca e aspettare la chiamata successiva. Quello che succedeva nella pratica è che uno poteva sommare più clienti o poteva lasciarne uno e caricarne un altro, eccetera. Questo fa impazzire i tassisti perché dicono è la liberalizzazione selvaggia, quindi viene concessa questa specie di tregua, questo compromesso, e ogni anno però i tassisti riescono a ottenere il fatto che il governo promette poi di intervenire. Quindi c'è i tassisti che si oppongono alla proroga della deroga alla norma e alla fine quello che è successo è che stanotte nel mille proroghe nuovo, un decreto che non dovrebbe esistere, che più volte i politici hanno detto che non avrebbero mai più fatto, è stata infilata una norma che sposta ancora la deroga ai limiti agli NCC fino a fine anno. Quindi i tassisti hanno detto basta, non è possibile, state prendendo in giro, noi vogliamo che ci siano queste norme che servono oggi soprattutto a bloccare servizi come quello di Uber, che sapete tutti cos'è l'app con cui si chiamano le auto in noleggio con conducente, e dicono basta, adesso vogliamo trattare col governo e vogliamo questi vincoli. Allora io chiederei prima a Claudio Velardi, che è, come dire, vittima di questo scontro, se tutto questo è lobbying e che cosa ci fa capire su come funziona il rapporto, come dite voi lobbisti, tra interessi particolari e interessi generali in Italia. Ci provo. Intanto io davvero mi scuso con voi, ma tu hai spiegato perfettamente la ragione concreta, diciamo, per la quale non sono lì e mi dispiace davvero. Peraltro saluto Alberto, te, insomma, quelli che conosco.
Come dire, tu hai introdotto il tema esattamente come avrei introdotto io il mio intervento, perché non, invece di parlare teoricamente, diciamo, di come si fa lobbying oggi, di come bisognerebbe farla nel futuro, nel mondo che cambia, eccetera, eccetera, io ho vissuto una concreta esperienza, diciamo, da cittadino di come dire, di un cortocircuito che si manifesta tra cittadini, categorie sociali e istituzioni, che invece non dovrebbe avvenire. Allora, la prima considerazione che faccio è che, per quello che mi riguarda, io stamattina ho incrociato un modo di fare lobbying vecchio, vecchissimo. Lo sciopero, in maniera particolare lo sciopero selvaggio, perché questo non stanno facendo, è una forma di lobbying, nessuno si scandalizzi, dico questo, ma insomma è una forma di pressione che si mette in atto perché delle determinate ragioni vengano fatte valere. Funzionava molto nella vecchia società, quando si andava contro gli interessi, con uno sciopero si andava contro gli interessi di chi dirigeva un'azienda, quelli che chiamavamo una volta padroni, e quindi si faceva in modo, attraverso lo sciopero, che diciamo, di indurre a più miti consigli l'interlocutore, l'imprenditore, il padrone. Da parecchio tempo, dato che la società è cambiata, questa forma, diciamo, questa azione di pressione, questa forma di lobbying è abbastanza, diciamo, anche screditata, diciamo la verità, ma soprattutto perché nella nuova società, più articolata, immensamente più articolata che in passato, queste forme di iniziative di lobbying, di pressione, finiscono per danneggiare i cittadini, gli utenti. Quindi non fanno comprendere bene la causa che si intende servire, non fanno conquistare consenso intorno alla causa per la quale ci si batte, e questo, la cosa stupefacente è che poi, questa è una considerazione quasi un po' di colore, la cosa avviene nel caso dei tassisti, con una categoria come quella dei tassisti, che invece sono dei costruttori, o meglio, vengono spesso indicati come costruttori di consenso. Una delle ragioni per cui i politici sono così restii a muoversi sul terreno della liberalizzazione del trasporto, insomma dei taxi, è data dal fatto che i tassisti vengono considerati come dei veicoli di voti, di consenso, come a volte anche, soprattutto a Roma magari, ma forse anche a Milano, come dei possessori di pacchetti, diciamo, di voti. E quindi è un po' paradossale che questa categoria, che ha questo grado di considerazione, diciamo, presso l'opinione pubblica, non riesce a rappresentare i propri interessi se non nella maniera più vecchia e più arretrata, diciamo, possibile. Attenzione però, poi se posso prendermi ancora qualche minuto, perché io era proprio su questo che volevo. Quindi loro fanno lobbying nella maniera più tradizionale, sbagliata, non conquistano consenso intorno a sé. Io stamattina ero letteralmente imbestialito, e come me tanti altri cittadini. Peraltro perché, lasciate perdere che naturalmente io so che cosa c'è dietro, ma letteralmente nessuno sa che cosa c'è dietro questa protesta dei tassisti. Magari lo sapranno domani, più attenti, leggendo i giornali, ma loro hanno perso e perdono anche l'occasione di parlare, lo potrebbero fare in tanti modi, di parlare concretamente con i cittadini, essendo appunto, come dire, protagonisti di un servizio che si rende ai cittadini. Loro hanno un rapporto strettissimo, no? con il pubblico, con gli utenti e con i cittadini, perdono costantemente queste occasioni. Però dall'altra parte, voglio fare il secondo polo, diciamo, del ragionamento, poi arrivo ad una conclusione. Dall'altra parte c'è Uber, di cui, questo detto tra parentesi, non c'entra col discorso. Io naturalmente sono tifosissimo, nel senso che io sono un fautore, diciamo, della società aperta, delle liberalizzazioni, e quindi, ma anche Uber fa lobbying nella maniera sbagliata, perché Uber, loro sono, diciamo, i campioni della disintermediazione, vabbè, chiamiamoli così, e forse proprio per questo
disdegnano azioni intelligenti e coinvolgenti di lobbying. Spesso appaiono aggressivi, antipatici, scostanti nelle loro relazioni con le istituzioni, probabilmente perché sanno che il loro modello alla lunga è vincente e quindi, diciamo, non si preoccupano, non fanno niente per conquistare consenso, perché sanno che naturalmente, diciamo, piano piano se lo conquistano. Ma il risultato di tutto questo è che tra una lobby vecchia e una lobby arrogante chi paga è il cittadino, cioè paga il cittadino disorientato, che non sa che cosa sta succedendo, che vorrebbe magari superare il monopolio dei tassisti, ma non conoscono le possibilità che una intelligente liberalizzazione può permettere. Allora, la conclusione per me è questa: la lobbying moderna da fare nella nuova società è invece un altro tipo di... Non è una lobbying, come dire, vecchia, diretta, rivolta all'interlocutore, al cosiddetto decisore direttamente, perché quella serve a poco. Non è una lobby aggressiva, deve essere lobby di condivisione, di apertura, di trasparenza, di dibattito pubblico che si svolge in continuazione. Ed è soprattutto un lavoro che bisogna fare alle radici. C'è un'espressione americana che voi conoscete, quella del grassroots lobbying, che è secondo me la maniera più adeguata e intelligente per fare oggi lobbying, che consiste nel cercare di modificare progressivamente, piano piano, la opinione pubblica, diciamo le convinzioni dell'opinione pubblica, che è un lavoro che necessita di grande pazienza e anche di grande preparazione. Allora, qual è l'ultimo punto? Qui vengo al tema del futuro e torno un po' ai tassisti, ma facendo un ragionamento più largo. È un'ultima considerazione, ma che sta molto nel tema del vostro forum, diciamo. Il mondo sta cambiando e cambierà, nel senso che è poco da fare. Sto leggendo adesso l'ultimo libro di Jerry Kaplan, che in maniera provocatoria si chiama Le persone non servono. No, quindi rassicurante. No, naturalmente il titolo è provocatorio, perché poi la sua conclusione è che le persone servono, però naturalmente cambia tutto del mondo in cui viviamo se c'è la robotizzazione, la domotica. Rendiamoci conto, nel mondo di cui parliamo e che stiamo per vedere, le macchine si guideranno da sole, altro che taxi o Uber, cioè è paradossale, no? Il centro della discussione sia se scegliamo il modello taxi o il modello Uber, mentre stanno per arrivare le macchine che si guideranno da sole. E non è fantascienza, cioè è una roba che sta effettivamente arrivando. Allora il punto è che il vecchio mondo non si deve arroccare, non si deve difendere, perché prima o poi scomparirà. Il nuovo mondo non deve essere aggressivo, l'unico modo per traghettare tutti quanti nel futuro è la condivisione, la trasparenza, il dibattito. Ecco, su questo... Tenere insieme le comprensibili ragioni del tassista, scusate, ho finito, sì, del tassista che ha pagato la licenza un sacco di soldi e dice: ma io mo che faccio, questi soldi li perdo, e sono delle comprensibili ragioni, tenerle insieme con il fatto che però il mondo sta inesorabilmente cambiando e che in futuro certo non esisterà il modello di trasporto con il taxi che esiste oggi. Allora bisognerebbe entrare, e la lobbying del futuro deve entrare nel merito, cosa che qui potremmo anche discettare, diciamo, di come farlo su questo terreno che stiamo adesso analizzando, ma non voglio farvi perdere altro tempo, cosa che possono fare diciamo i lobbisti, prendendo naturalmente questo termine nell'espressione del nobile, che è quella che tendiamo io, Cantare e tanti altri bravi colleghi, perché i partiti e la politica sono la fotografia della vecchia società. Adesso poi sulla politica ci arriviamo, ti fermo un attimo perché dobbiamo... No, grazie, scusatemi della lunghezza, ma è anche ma sappiamo che la distanza complica. No, ma grazie a Claudio Velardi che ci ha messo tutti i punti sul tavolo. Però vorrei chiedere a Cattaneo
di spiegarci un paio di cose, di sviluppare un paio di spunti che ha lanciato Velardi. Come l'ha messa lui, sembra che il lavoro di lobbying sia costruzione del consenso, che è un po' il compito dei politici. È così o no? Perché i tassisti alla fine, dice Velardi, alla fine vincono perché sono un partito loro stessi, cioè sono un serbatoio elettorale. Io leggevo prima su internet, ci sono già le proteste, associazioni dei consumatori che dicono: ma come il governo, invece che sanzionare i tassisti che bloccano il servizio, violano tutte le regole, apre il tavolo con loro. Quindi di fatto hanno ottenuto un po' quello che volevano. Ma il lobbista in questo contesto cosa deve fare? Cioè deve cambiare l'opinione delle persone o deve convincere il legislatore, il politico, che se fa la liberalizzazione dei taxi perde più voti che se fa di quanti ne guadagnerebbe creando il contesto perché tutti possano usare Uber Pop, che adesso addirittura è illegale in Italia, cioè l'auto privata messa a servizio di corse urbane. Cioè, cosa deve fare il lobbista? Deve convincere le persone o deve convincere il legislatore? Ma è una bellissima domanda. Io vorrei ritornare alla professione cioè la professione del lobbista qual è? Il mio lavoro è quello di Claudio, è quello di portare alle istituzioni, ai decisori politici, i più seri, concreti, forti argomenti per difendere la posizione di un nostro cliente. Può essere Uber, possono essere i tassisti, che non mi risulta abbiano società di lobby e quindi chiaramente... Quindi usano questi metodi un po' più spicci. E quindi non fanno lobby, cioè lo sciopero selvaggio, o come ascoltavamo alla radio il loro rappresentante, questo spontaneismo in cui tutti hanno deciso nello stesso momento, casualmente, di sospendere il servizio perché lo sciopero non avrebbe potuto farlo, non è lobbying. È, diciamo così, l'utilizzo di una forza, in questo caso la loro macchina che blocca il traffico delle grandi città, per evidenziare un loro disagio e per portare avanti una loro battaglia. La lobby è una battaglia che si fa con argomentazioni al governo, al Ministero dei Trasporti, nel Parlamento, alla Camera e al Senato, durante le discussioni che riguardano la normativa, in questo caso tra Uber, che poi è Uber e noleggio conducente NCC, un po' più ampia, e i tassisti. Il lobbista, a mio avviso, fa questo e deve fare questo, se no si rischia di confondere il lobbista con un po' il comunicatore, un po' con il politico che si trasforma in certi momenti in lobbista, eccetera. Quindi su questo io sono leggermente su posizioni diverse da quelle di Claudio, anche perché arriviamo da due storie abbastanza diverse, no? E quindi questo ci porta a vedere le cose. Ricordiamolo, perché poi le biografie spiegano anche sì, tanto. Sì, esatto. Claudio Velardi ha lavorato anche a Palazzo Chigi con Massimo D'Alema, ha avuto molte vite professionali. Io faccio lo consulente aziendale, quindi arrivo a un approccio, diciamo così, più aziendalista e meno politico di alcune tematiche. E qui mi porta alla tua considerazione iniziale: è 10 anni che noi ogni anno, da una parte e dall'altra, facciamo questo teatro del milleproroghe, perché è un teatro. Allora qualcuno accusa Uber di essere arrogante, quando per tutto l'anno si cerca di parlare con le istituzioni e con i tassisti ma non ci si riesce. Quindi non so dove stia l'arroganza, però capisco che da fuori, soprattutto il fondatore, ha un certo tipo di approccio. I tassisti arrivano all'ultimo momento perché sanno che all'ultimo momento lo sciopero gli permette di andare a negoziare altre cose spesso. Allora il legislatore, secondo me, dovrebbe avere la forza di mettere intorno a un tavolo i soggetti e lì sì misurare la loro capacità di portare argomentazioni serie e concrete. Quali possono essere posti di lavoro, il concetto di servizio pubblico, per i tassisti ragionare su che cosa significa quel valore delle licenze di cui si parlava prima, perché è un problema, lo capiamo, lo capiscono. Io, tassista che ho pagato una licenza a tantissimi soldi, oggi mi ritrovo con un patrimonio depauperato. Alcuni a Milano si discuteva ai tempi di Albertini di regalare una seconda licenza ai tassisti, in modo tale da, come dire, permettere di limitare questo depauperamento. Ci sono
ogni volta che ci si siede intorno a un tavolo ci sono delle soluzioni che possono essere, per usare un'espressione inglese che mi piace poco, ma insomma win-win per tutti. Il problema è sedersi intorno a un tavolo e fare, ognuno per la sua parte, il lavoro del lobbista, che, ripeto per l'ennesima volta, è costruire, pensare un posizionamento, una serie di argomenti per difendere il proprio interesse. Se io non ho questa occasione di sedermi insieme all'altro per misurarmi con un arbitro che poi dovrà decidere, che sono le istituzioni, ecco, questo non è lobby, questa è un'altra cosa, questo non mi compete. La legge della giungla in cui è la legge del più forte, autotrasportatori, linee aeree, cioè tutti quelli che possono mettere in ginocchio un paese, naturalmente hanno una forza fisica che Uber non ha, o altre categorie non hanno su altri settori. Loro rifiutano la lobby, loro la rifiutano. Allora, se questo è il futuro queste belle parole che anch'io uso spesso, cioè di condivisione, di cooperazione, che le leggi si possono fare insieme, ecco, questo non è il futuro, questo è il passato. Dopodiché, io lo dico sempre, credo che un po' di responsabilità però sia anche del nostro legislatore, perché il nostro legislatore è 10 anni che è incapace di decidere per un verso, per un altro. Certo, questo non c'è dubbio, alla fine la responsabilità ultima è della politica. Con Lucia Più, prima stavamo, diciamo, nel backstage, avevamo avviato un dibattito che vorrei condividere con voi, perché secondo me era molto interessante, cioè Confapi, di cui lei è direttrice qui in Friuli, è lobby o è un'altra cosa? Le associazioni di categoria sono concorrenti di Cattaneo Zanetto e di Reti di Velardi o no? Come vi rapportate voi con la politica? Vi considerate dei lobbisti e in che modo, come dire, la descrizione del lavoro che hanno fatto adesso i nostri due interlocutori è coerente con quella che è la vostra esperienza professionale? Come mondo associativo e quindi associazioni di categoria datoriali non ci siamo mai qualificati come lobbisti, né tantomeno si è avuto mai un dibattito in questi termini. Tant'è vero che è difficile anche, no, capire la definizione precisa di lobby e di lobbista. Anche qui adesso abbiamo sentito i due maggiori esperti e, no, da una concezione più ampia, come ha inteso, no, spiegarci Velardi, a una definizione più precisa di Cattaneo. Quindi noi come mondo associativo e quindi rappresentanti dei datori di lavoro non ci siamo mai considerati dei lobbisti e ci consideriamo delle associazioni che nascono quindi dal basso, dagli imprenditori, che vogliono creare un ente che sia per loro un ente di rappresentanza e di tutela dei loro interessi. Quindi l'associazione rappresenta le imprese nella sua distinzione sì di categorie e l'imprenditore nell'associazione, l'associazione la vede sua, vede l'interlocutore che può aiutarlo anche come interfaccia nelle relazioni con le istituzioni. Quindi un ruolo dell'associazione molto importante è anche appunto di interfaccia con il mondo della politica. Noi viviamo in una regione a statuto speciale e le associazioni si ritrovano al fianco dell'amministrazione regionale anche nella formazione, nel processo formativo delle norme. E c'è una consultazione delle categorie, c'è una consultazione sia a livello regionale che anche a livello nazionale attraverso le nostre confederazioni nazionali. Quindi quello che noi facciamo è proprio l'attività fondamentale di rappresentanza e di tutela degli interessi. Lei mi dirà, ma voi in qualche modo agite, no, per rappresentare questi interessi sui tavoli istituzionali? Sì. Il dibattito che avevamo prima con Cattaneo agiamo per rappresentare questi interessi sui tavoli istituzionali. Il nostro agire è caratterizzato anche da un apporto tecnico, no? Perché molto spesso le norme vanno a toccare anche nel particolare determinati settori e quindi sono azioni che rappresentano un po' quella che è la situazione generale di una categoria.
rappresentano quelle che sono le problematiche della categoria e forse le imprese che lavorano in quel settore hanno delle conoscenze più approfondite che possono essere più utili anche nel definire meglio una norma. Quindi molto spesso c'è questa condivisione proprio nella stesura della norma, affinché questa norma, che poi si rivolge a queste imprese, gli consenta di lavorare meglio e non li metta in difficoltà, no? Dal punto di vista concreto. Questa è un'azione tipica dell'associazione di categoria. Ecco, avete capito che il tema, più uno lo guarda da vicino, più si complica, perché appunto si compete per l'attenzione e per la decisione del politico, che spesso, e questo è un tema in cui, diciamo, ripartendo il giro invece in senso contrario, vorrei di nuovo chiedere dal punto di vista della Confapi, il problema è che proprio anche poi il decisore politico ha l'ultima parola, ma magari non è una persona altrettanto competente del suo interlocutore, magari non sa neanche valutare nel dettaglio. È un problema che noi abbiamo visto tante volte, specie in questo Parlamento, in cui ci sono stati moltissimi nuovi parlamentari, non soltanto nei 5 Stelle, ma anche nel PD, in cui anche magari tanta gente di buona volontà che però non ha gli strumenti neanche per capire quello che gli dice l'interlocutore. Come si fa in questi casi? Come si parla con una persona che magari nella vita faceva tutt'altro, faceva il medico e si trova a dover decidere sui parametri ambientali, sulle emissioni? Beh, il percorso diventa più lungo e più complicato. Quello che mette a disposizione il politico è anche la struttura, no? La struttura tecnica con cui poi, cioè, nel senso che la stesura della norma viene fatta poi anche con gli uffici, no? E quindi molte volte io porto la nostra esperienza a livello regionale, determinate linee guida o regolamenti vengono fatti a 4 mani, cioè ci sono dei documenti che escono anche fatti insieme, no? Come lavoro di squadra tra le associazioni, penso all'edilizia, quindi le associazioni rappresentative sul territorio, che sono molteplici e rappresentano diverse tipologie di imprese, dall'impresa artigiana alle cooperative delle costruzioni, l'industria, lavorano assieme a questi documenti e fanno sintesi di questi documenti che la Regione poi di questi documenti deve tenerne conto nella stesura delle norme, o almeno auspichiamo, no, che questo sia una base di partenza. Quindi in questo caso l'influenza avviene non alla fine del processo, non al momento, non solo alla fine, non solo all'inizio, ma in tutte le fasi. Quindi non solo in audizione, no, con un Certo. documento dove ti arriva il disegno di legge, ma in molti casi a livello regionale riusciamo a incidere fin dall'inizio nel percorso. Ecco, qui chiedo allora a Cattaneo, sono vostri concorrenti, insomma, cioè voi potete incidere come l'immagine che hanno molti delle persone probabilmente che sono qui, ma anche molti noi giornalisti, è il lobbista è quello che alla fine scrive la norma per conto del parlamentare, scrive l'emendamento al parlamentare che vuole costruirsi una sua rete di consenso, e quindi a volte il lobbista direttamente scrive. Come funziona? Cioè com'è l'interlocuzione con qualcuno dall'altra parte che ne sa infinitamente meno di te, meno di voi, ma che alla fine deve decidere, perché spesso ovviamente se ci sono interessi contrapposti ci sono anche lobbisti contrapposti. Come si interloquisce con, diciamo, non me ne vogliono, con un deputato 5 Stelle che ha un diploma dell'istituto tecnico e deve decidere sulla liberalizzazione dei trasporti o sulla farmaceutica? Intanto l'associazionismo di categoria è in parte un concorrente, sì, in parte per fortuna un cliente, credo mio certamente, per tante associazioni di categoria, per Claudio anche. No, è concorrente nel senso bello del termine, nel senso che la lobbying è, come spiego sempre ai miei clienti, anche agli allievi dove vado a insegnare, è competizione. La mia posizione alcune volte è contrapposta a quella di un altro, in questo caso Uber e taxi è una competizione di idee, di visione del mondo e, come dire, di storia anche. E alcune volte ci si trova più soggetti insieme, quindi c'è una coalition building, penso ad esempio alle aziende, ad aziende, ai consumatori o aziende ai suoi clienti,
un'ottica di lavoro. Il farmaceutico è un classico, no? C'è l'azienda, ma ci sono anche le associazioni, società scientifiche e le associazioni dei pazienti, che alcune volte sono sulla stessa linea, alcune volte no, quindi si lavora anche per una costruzione, diciamo così, di una piattaforma e di una piattaforma negoziale comune. La piattaforma negoziale, in base alla situazione in cui una norma si trova, sia all'inizio, cioè se, come dire, si sta pensando ancora alla norma, oppure alla fine, quando siamo all'ultima notte del milleproroghe, apro e chiudo parentesi, in un senso nobile della lobby, l'emendamento alle 4 di notte e non è lobby, intendiamoci, è, come dire, un tecnicismo che si usa per cercare di evitare la discussione, ma non è quella lobby. Sperando che nessuno se ne accorga. Sperando che nessuno se ne accorga, e quindi, diciamo così, da un lato noi lobbisti sbagliamo. Io nota la mia posizione sul fatto che i maxi emendamenti scritti in 2 ore nelle segrete stanze del governo nascondano proprio una visione deleteria del processo legislativo e della lobby che ne deriva, perché noi viviamo di processo legislativo, quindi se quello è come deleterio. gli elenchi Intrastat che li hanno tolti del milleproroghe di dicembre, adesso li hanno rimessi. Quindi, no, spiegate cosa sono, che se no nessuno. Dopo arriviamo alle domande, finiamo questo giro. Quindi per essere veloci, diciamo così, quello che accade da un punto di vista strettamente professionale, si costruisce un documento ampio a piacimento, come Claudio sa, il nostro compito è quello di renderlo il meno ampio possibile, perché i documenti tecnici spesso non hanno l'attenzione che meritano, soprattutto nelle fasi finali di discussione. Le fasi iniziali invece possono essere molto più utili. Si cerca di semplificare i messaggi in modo tale che i linguaggi dell'azienda e i linguaggi della politica possano in qualche modo comprendersi. Naturalmente in Parlamento ci sono dei deputati, in Parlamento e nel governo ci sono dei deputati o dei funzionari o dei sottosegretari, ministri che sono più o meno competenti rispetto alla tematica, se ne sono occupati in passato, eccetera. Con loro in genere si cerca si prendono banalmente si prendono degli appuntamenti, si discute della tematica. Con alcuni deputati c'è uno scambio anche duro di idee, di visioni. Alcuni deputati sono un ottimo, come dire, contraltare, perché ti fanno vedere delle debolezze, ti spiegano che non si può fare, tante cose non si possono fare, non si fanno. Altri deputati sono un po' più politici, ti dicono di sì, e il nostro lavoro è capire che è un sì che non vale niente. Altri deputati ci credono. E in questo, diciamo così, continuo scambio di idee, il deputato di solito, devo dire che lo fanno praticamente tutti, ascolta anche altre posizioni. Il suo ruolo è quello di fare sintesi, alcune volte la fa, alcune volte la fa male, alcune volte non la fa perché si fida o perché crede che quella sia anche la sua posizione, e la porta poi nei momenti in cui deve decidere, se parliamo di ministero, scrivere, insomma ognuno ha poi il suo ruolo. Certo. Io, scusami Stefano, poi lascio la parola a Claudio, insomma come vuoi gestire tu. Nell'incontro di prima c'erano un sacco di giovani qua, che poi pian piano se ne sono andati, perché forse interessava molto di più parlare di università che di mondo del lavoro. Non so Claudio, ma immagino sia lo stesso che da me, l'età media dei miei 30 dipendenti è 30 anni, sono tutti giovani, perché è un lavoro questo del futuro. Purtroppo ha un nome sfigato, non è una parolaccia, si diceva all'inizio, che è meno male, cioè, o qualche giornalista dice tu fai un lavoro illegale. No, purtroppo la sfortuna di fare un lavoro non normato, ma non è illegale. Adesso ci arriviamo. Non è normato, ma non è illegale. Fatto di tanti giovani, non solo nelle nostre società, che non sono tante, ma anche nelle aziende. Le aziende hanno sempre più bisogno di gente che non solo monitori cosa accade nelle istituzioni, tanta roba, tantissimo, ma che riesca a coniugare i due linguaggi, le due visioni, una visione molto aziendalista con una visione molto più politica e quindi molto più vicina, quantomeno nelle sue intenzioni nobili, all'interesse un po' più generale, che è capace di mettere insieme interessi che non sono solo dell'azienda ma anche del cittadino o comunque di una idea di Stato. È un lavoro meraviglioso che ha tanto futuro. Gli enti intermedi, i corpi intermedi, che io chiamo enti, si chiamano corpi, i corpi intermedi hanno sempre più bisogno di ripensarsi anche nel loro ruolo,
che insieme a quello dei partiti è andato piano piano perdendo di una certa forza, non certo a livello locale, ma a livello romano e nazionale sicuramente sì. Mi spiace che molti giovani se ne siano invece... Torneranno quando, Torneranno. non trovando lavoro nelle aziende Spiace, tradizionali, verranno nelle vostre. Spiace. Forse dovremmo pensare a un altro nome però, piuttosto che lobby. Un altro nome. Sono andati via perché non hanno visto la controparte, cioè la gente, nel discorso lobby, politica, e manca l'interlocutore che è poi il pubblico, quello che paga poi le tasse, quello che paga. C'è il pubblico, e c'era una ragazza qui che voleva fare una domanda, poi dopo andiamo da Velardi. Una giovane. Comunque ho c'è. 28 Ti freghiamo anni, Claudio, sono d'altronde sei così. distante, quindi cavoli tuoi, lo sai benissimo come funziona. Colpo in camero. No, comunque come te sono più vicino ai trentenni di cui parlavi, che Sì, ai sì, ventenni che erano qua prima, per la No, volevo fare una domanda proprio sull'argomento che stavate tirando fuori, sul fatto del fatto che il lobbista non è normato, appunto, no? E sul fatto che quando sono stata a Bruxelles all'Unione Europea mi hanno detto che là ovviamente le lobby sono molto presenti, e però la pratica è molto diversa perché appunto è normato. Mi pare di capire che volete approfondire l'argomento, Sì. ma volevo capire se anche notate questa differenza con l'estero. Allora facciamo dire qui a Claudio Velardi se vuole introdurre Che sa l'argomento, tutto di questo. regole, registri, e poi dopo mi Posso aggiungo. dire la verità, questo è un argomento che non mi appassiona molto. Allora lo lasciamo a Cattaneo che invece... Che appassiona di meno ancora, quindi sei davvero... No, ma magari, vabbè, allora una battuta su questo. Noi tutti siamo perché ci siano delle regole che norme, no, perché non più regole ci sono, ma se ci sono delle regole, ognuno di noi può fare meglio il suo mestiere. Ma devono essere però delle regole che consentano effettivamente di fare questo mestiere in piena trasparenza, e ci deve essere, questo è il punto di fondo, una reciprocità che invita e indica dove vai all'istituzione a parlare per conto di chi, ma l'istituzione deve rispondere in maniera puntuale, trasparente, in tempo reale. E questo è quello che manca, perché altrimenti diciamo semplicemente la firma che il mercato pubblicistico benissimo lo faremo. Adesso la Camera ha approvato una misura che già un po' alcuni ministeri già avevano adottato, ma il problema del punto è che riporta dalle istituzioni alle questioni che i lobbisti pongono, e invece su questo le istituzioni si tengono al tavolo. Però ripeto, se posso dire due considerazioni a po' sulle cose dette molto interessanti. Vai, poi torniamo dopo sui registri. Ok, allora. grazie. Il primo punto, a proposito proprio della definizione, diciamo, di lobbying, è vero, io ho una visione più ampia, io racconto, diciamo, ai miei studenti, perché ahimè, diciamo, ce n'ho di studenti di ventenni, eccetera, nelle università i corsi, i master di lobbying mi pare che stiano sviluppando, insomma, in maniera abbastanza buona. Io faccio un esempio semplicissimo per dire come la penso io sulla lobbying. Per me la lobbying è una branca della comunicazione. Sarà perché io, più che politico, perché quello l'ho fatto fino a 20 anni fa, vorrei assicurare tutti i presenti, diciamo, da 20 anni faccio tutt'altre cose, io sono mi ritengo un comunicatore, insomma è uno che ha la passione della comunicazione. Penso che la lobbying sia una branca specialistica che ha bisogno di quelle competenze che accennava Alberto della comunicazione. Quando mio figlio a 12 anni venne a chiedere un aumento della paghetta ai suoi genitori, sapeva che doveva rivolgersi a colui, infatti ero io, era il padre, diciamo, più incline a darglielo questo aumento che non alla madre che era più severa, e mise in atto delle strategie comunicative per fare in modo che si prendesse la decisione a lui più favorevole. Nella fattispecie lo fece bene, perché poi io dissi alla madre: vabbè, diamo questi 2 soldi in più alla settimana. In altri casi anche un ragazzino, diciamo, la sua attività di lobby la svolge in maniera sbagliata, perché magari non coglie quanto nella lobby c'è appunto proprio l'aspetto comunicativo, relazionale,
quella empatia, diciamo, che deve nascere tra il lobbista e il lobbato, tra colui che poi è il portatore di interessi e il decisore. Questi sono tutti aspetti che per me hanno importanti. Sarà appunto per esperienza, diciamo, di vita mi porta adesso, sempre proprio per concludere su questo punto. Io oramai la cosa che più mi appassiona, perché magari mi anche capita Alberto, che io sono un crociato che stanno lì, i detti, gli emendamenti, non mi capisco niente, sono una grazzetta alle 4 di notte, fantasy, e Gregoni, di mille prove, è una grandissima due palle. Molto più appassionante quella dimensione della decisione che riguarda il rapporto tra le persone, e quindi quello che scatta in termini positivi, in termini di comunicazione, in termini di condizioni, tra persone che molto spesso, non bisogna giustamente scattare, ma anche nel caso dei parlamentari, sono persone che vogliono fare bene il loro dovere. Noi siamo abituati a parlare dei parlamentari, dei politici con una maniera differente. Invece incredibilmente ce n'è anche qualcuno. Ce ne sono tanti. Ma tanti di loro stanno là per cercare di smazzarsi un po' con i tanti guai che abbiamo e di risolverli nella maniera. Va bene, primo punto. Secondo punto è questo, a proposito della... a me ha impressionato moltissimo ieri l'incontro tra Trump e Netanyahu. Anche quello, secondo me, è un esempio clamoroso. Scusate, io uso l'espressione in Mi maniera... dicono che però devi essere conciso perché non abbiamo tantissimo tempo complessivo. Allora Trump è andato lì e si è visto con Netanyahu e ha detto: sentite, rompiamo a sta cosa di 2 stati, perché da 40 anni che è bloccata la situazione, cerchiamo di farla, facciamo un po' di cose. Ed è clamoroso, diciamo, come ha presentato uno dei temi su cui il mondo si spacca da decenni e decenni nella maniera che fa partire ma in fondo è che può portare, non so se succederà e così via, ma che dovrebbe poi essere il frutto dell'azione dei politici, delle istituzioni, anche di noi rappresentanti di interessi, per cercare di risolvere. L'ultima cosa sulla categoria, proprio a posto. Vai, flash. Questa. Allora, le associazioni, molte realtà, soprattutto in molte realtà territoriali, soprattutto nord, nord-est, eccetera, le associazioni di categoria funzionano e funzionano bene perché c'è un sistema che è ancora strutturato. Altrove e nazionalmente funzionano molto meno perché le associazioni di categoria sono rinsecchite loro stesse, non riescono a farsi portatori degli interessi di tutte quante le categorie, perché spesso ci sono delle grandi aziende che fanno lobbying per conto loro, lasciando a piedi il resto delle categorie, e penso che da sole le associazioni di categoria rappresentano interessi, ma è utile che a fare lobbying siano figure terze parti, società di professionisti che fanno questo di mestiere, perché nel momento in cui si va dal decisore, se ci va il diretto portatore di interesse, come dire, spesso il risultato non lo ottiene, mentre la terza parte può ragionare di più, vedendo anche i limiti di una proposta, di un'idea, delle posizioni di cui attivando il proprio impiego del portatore. In questo senso io sono perché la terza parte, appunto, di un lobbista moderno che lavora sui contenuti, sulla condivisione, eccetera, eccetera, venga sentita. E qui vedete che Claudio Velarde sta facendo lobbying moderna perché sta costruendo consenso per fare in modo che tutti voi siate d'accordo al fatto che lui abbia più clienti, quindi sta facendo il suo lavoro in un modo contemporaneo. Però diciamo quantomeno. No, ma è legittimo. Io ti ho fregato, Claudio, perché sono venuto qua. Adesso Stiamo raccolgo. dicendo che Il modo che stai facendo ti farai un pezzo di lavoro tra stasera. Certo, tutta la sera. Abbiamo qui un'altra domanda, poi Sì, chiudiamo io, sul registro. se mi permette, devo fare delle considerazioni. Aspetta. Mi occupo di anti-lobbying e ve lo dico Questo subito. è Ve lo dico una subito. buona premessa. Cioè fa il lobbista. No, ve lo Fai il dico lobbista subito. Cioè, lo dico anche con una certa competenza, nel senso che io nel 96, per fermare una legge indegna in Parlamento, scrissi io personalmente 400 modifiche al testo da approvare e lo diedi in mano, all'epoca non c'era internet, lo diedi in mano a 282 deputati. La legge piombò. A quel punto
io mi chiesi, ma se io riesco a tanto, che sono un povero cretino, che nessuno mi conosce, la Fiat cosa può fare con questi imbecilli? E l'Enel cosa può fare con questi imbecilli? Ecco, per dire questo... Posso allora, interromperla solo un secondo solo? Sì. Guardi, Sì, se lei è riuscito in questo risultato, sì, è perché quei signori, probabilmente a cui lei ha portato le sue modifiche, gli emendamenti, hanno valutato che quello che lei diceva era corretto. Se lei pensa, hanno avuto paura del se giudizio. lei pensa che dall'altra parte ci siano solo imbecilli, comprabili e manovrabili, lei sta facendo un grande errore, perché se fosse così lei non sarebbe neanche arrivato a portarglieli. Lei non sa come li ho avuti io questi in mano. Allora, dico questo, a Bruxelles ci sono 8.000 persone che lavorano ai fianchi del Parlamento europeo, preparano le leggi, le scrivono, le danno in mano ai deputati e poi portano a pranzo, a cena e a divertirsi, talvolta anche a donne, i deputati. Questo avviene sistematicamente da anni e sebbene ci sia stata una normativa che impediva agli americani di fare lobby a Bruxelles, gli americani vanno avanti tranquillamente anche attraverso le filiali, eccetera. Mi permetto, arrivo subito al dunque. In Italia succede anche di peggio. Io ho praticato, l'anno scorso c'è stato un non-IBI annuale che viene fatto nel Salone della Regina in Parlamento, in cui tutte le imprese associate in questo anti-NIBI condizionano una legge del Parlamento preparata 12 anni fa che consentirebbe la partecipazione del pubblico nella elaborazione dei progetti impattanti e resta lì grazie ai lobbisti che tengono per il guinzaglio la politica e fanno Grazie, arrivo alla domanda. Mi pare che la indicazione altera completamente i presupposti che sono stati trattati fino a qui. Noi qui, in questa regione in particolare, come ha detto la dottoressa, assistiamo a delle leggi che sono emanate dalle associazioni di categoria e che francamente non vedono la cittadinanza partecipare, perché fanno di tutto per evitare che ci sia la partecipazione. Ecco, allora voglio dire, qui non è più un problema di interfaccia fra la politica e i lobbisti. No, è chiarissimo. Lei dice ci sono le persone, dove stanno le persone normali in tutto questo? Allora, dire una cosa perché è un tema. Vai, che poi dobbiamo rispondere anche ancora sul registro. Sì. Il tema che pone il signore con argomenti che per la verità non condivido, però è un tema serio. In Francia si chiama débat public. Quindi da anni effettivamente noi aspettiamo che ci sia una legge, questo, perché quello può essere il modo per incardinare il dibattito tra la rappresentanza di interessi. Naturalmente hanno le pubbliche e così via, ma può essere la maniera giusta, perché non viene fatta, certo non perché ci sia più lobbisti, no, tutt'altro, perché lavoriamo per il débat public. Noi è quello che vogliamo, il vero problema sono gli interessi costituiti. Noi lobbisti, quindi ha sbagliato Bersaglio su questo. Noi lobbisti siamo dei professionisti che lavorano temporaneamente intorno a singoli progetti per determinati interessi. In questo senso, se avessimo appunto dei tavoli e delle tempistiche a disposizione per fare il nostro lavoro, lavoreremo molto meglio, faremo magari anche più soldi, che cosa che non ci dispiace, l'ho detto, e sempre appunto in maniera professionale e trasparente. Cioè, per brutalizzare, per rispondere alla sollecitazione del nostro amico qui, se c'è un ring con delle regole chiare, i lobbisti vanno e giocano la loro partita e cercano di mettere a tappeto l'avversario. Se non c'è il ring, quello che succede è che appunto l'ENI o l'Enel o la Fiat o i grossi interessi costituiti sono in grado di condizionare il processo legislativo senza neanche passare dal via, senza neanche salire sul ring, perché riescono a fare eleggere il loro deputato, a far passare il loro messaggio, perché magari hanno i giornali, perché magari hanno la competizione. Stefano, è truccata. anche la piccola associazione di ambientalisti locale
in certi Assolutamente. casi è più forte dell'Eni e della Fiat. Quando non c'è il ring, può vincere i soldi, la potenza, la grandezza alcune volte, possono vincere le emozioni in altre volte, perché tante aziende hanno perso le loro battaglie, soprattutto in temi sensibili come sono l'ambiente, la sostenibilità. Anche alla forza dei comitati spontanei. Se ci fosse, per quello che la legge sul débat public è una legge che vorrebbero tutte le grandi aziende, perché avrebbero un ring dove misurarsi e decidere sì, no. Perché poi per una grande azienda costruire qua, costruire un'altra parte, spesso fa poca differenza. L'importante è sapere se lo possono fare o non lo fare. Uguale per noi lobbisti. Soprattutto nei tempi, giusto? Sì, soprattutto nei tempi. Se ci fosse un ring, se ci fosse un momento pubblico, rispondo perché qua non c'è la gente, ci siete voi. Perché se fosse pubblico, se la discussione tra tassisti e Uber, per tornare all'inizio, fosse pubblica, cioè se gli incontri che non ci sono stati purtroppo, perché i tassisti non li hanno voluti, al Ministero dei Trasporti, ci fossero stati pubblici, lei avrebbe avuto modo di giudicare, decidere, mi piace o non mi piace, intanto è già qualcosa. Avrebbe potuto partecipare come associazionismo dei consumatori per quello che valgono, se valgono. Sarebbe stato chiaro a tutti quali erano le argomentazioni in campo. Invece abbiamo un emendamento alle 4 di notte e i tassisti che bloccano una città. Questo mi permetto di essere d'accordo in questo. Sì, è uno sciopero. Su questo sono d'accordo con lei, così fa schifo. Così non è futuro. E per aggiungere un elemento a quello che diceva la nostra amica che sollevava la questione Bruxelles, lì bisogna stare attenti a non cadere poi nel formalismo, perché quando noi diciamo che ci vuole un contesto chiaro in cui si confrontano le ragioni, non è una cosa che si risolve così facilmente come può sembrare detta via di principio. C'è tutto questo grande dibattito in Italia sul registro dei lobbisti, ci sono degli esperimenti, c'è il Ministero dello Sviluppo per esempio, adesso c'è un registro. Io ho fatto un tentativo prima di venire qua per vedere se Uber era mai andata a incontrare Calenda, non risultava, ma non sono sicuro neanche di essere riuscito a consultarlo bene, perché poi è un po' tutto farraginoso. Ma scadere nel formalismo, cioè nell'idea che basta il registro per dire il problema è che in Italia non c'è il registro dei lobbisti mentre a Bruxelles c'è, significa ridimensionare moltissimo il problema, perché ci sono tantissimi modi per poi evitare evitare la formalità. A Bruxelles ci sono alcuni lobbisti registrati, alcuni che non sono registrati, cioè c'era una grossa questione sullo status della Cina come economia di mercato, i cinesi facevano lobbying, ma non è che c'erano il lobbista cinese registrato, semplicemente tu andavi al convegno che si chiama MES Cina, lo stato dell'economia di mercato, e c'erano casualmente un sacco di cinesi lì ad ascoltare, che poi dopo facevano le loro cose, ma non erano lobbisti a Bruxelles registrati. I grandi lobbisti sono i grandi studi legali che Esatto. non hanno invece l'obbligo di registrazione. Esatto, io mi sono occupato molto di TTIP, il trattato adesso un po' congelato tra Europa e Stati Uniti. Uno studio legale che anche filiale in Italia era il principale, come dire, dispensatore di quel... sbagliato su TTIP, è bellissimo, l'avete isolato pure voi. No, io sono stato attaccato da quelli dai miei lettori perché scrivevo non a favore ma contro gli anti-TTIP. Però quella vicenda lì è molto interessante perché c'è stata una fortissima azione di lobbying su vari fronti. Hanno fatto lobbying, questi movimenti anti-TTIP erano lobbisti di fatto, perché loro facevano quello che diceva Velardi all'inizio, cioè una leva anche emozionale, non era solo questione di dati, riuscivano a creare un mood intorno molto efficace. A Bruxelles io ho visto il momento in cui invece c'era in teoria quello che diceva il signore qui in prima fila, cioè dove la gente a Bruxelles, c'era un momento nei negoziati sul TTIP in cui c'erano i rappresentanti della società civile, che poi sono appunto sempre lobbisti nell'accezione di Cattaneo, cioè che presentavano le loro istanze, ma anche lì era tutto un po' chiuso, cioè non era aperto. Se tu avessi potuto sentire il produttore di vino della California che era preoccupato del TTIP per le ragioni opposte al produttore di vino italiano, poi uno si faceva l'idea di chi vinceva e chi perdeva. Più è opaco, più la cosa è complicata, ma non bastano le formalità, non bastano le regole, anche perché poi in Italia succedono delle cose, per tornare all'associazione di categoria, in cui spesso dall'associazione di categoria si passa al decisore politico. Cioè noi abbiamo, penso per esempio il primo nome che mi viene in mente, Giampaolo Galli del PD, che è uno che nella vita faceva
l'uomo dell'associazione di categoria, cioè ha fatto il direttore di Confindustria e poi dell'ANIA, cioè delle assicurazioni, quindi è tutto complicato. Le regole formali sono utili, sono necessarie ma non sufficienti. Per esempio abbiamo introdotto in Italia il reato di traffico di influenze illecite che sanziona, diciamo, il lobbista cattivo, quello che fa assumere il figlio del parlamentare per ottenere consenso, ma non abbiamo stabilito cos'è il traffico di influenze lecito e quindi nessuno verrà mai condannato per traffico di influenze illecito. Quindi anche l'aspetto normativo è complicato. Claudio, volevi dire qualcosa? Mi dicono che facevi gesti. Sono molto d'accordo con le cose che dicono. E cioè, diciamo, superamento di questo, superamento necessario di ogni formalismo. Naturalmente è chiaro che meno formalismi hai, più devi affidarti alla professionalità e all'etica. Diciamo, però sapete, non è che l'etica poi si stabilisce con le leggi, con le norme, appunto, con i formalismi. Se noi stabiliamo che c'è il registro per gli incontri tra il lobbista e il sottosegretario, ma nessuno può impedire che il lobbista e il sottosegretario si vedano al bar, naturalmente. Cioè, quindi ci sono una marea di problemi che sono solo parzialmente superabili. L'importante è che siano affrontati da chi fa questo mestiere in maniera seria, con professionalità e anche trasparenza, perché poi io penso che a buona causa del punto di vista più trasparente proprio che farsi quindi è meglio Credo che abbiamo tempo per prendere ancora una domanda, se non c'era nessuno. Se pensiamo alle più grandi lobby che esistono, sono quelle che citavi tu dell'ambientalismo, cioè la più grande, probabilmente la più grande lobby mondiale esistente si chiama Greenpeace. Ma naturalmente Greenpeace, di cui sappiamo pochissimo in quanto ai finanziamenti che riceve, da chi riceve, eccetera, eccetera, però ha costruito intorno alla sua comunicazione, alla sua comunicazione, un grandissimo credito per sé, per le cause di portatrici. A me hanno spiegato che in Italia la lobby più forte dal punto di vista dell'efficacia, non so se è vero, è la Lega Antivivisezione, che riesce a fare praticamente a ottenere qualunque cosa in Parlamento. Però Non tutto. non tutto. Ok. No, ma non entriamo in questo tema, è molto delicato. C'era una domanda qui? Aspetta. Io apprezzo l'intervento del signore e credo che sia importantissimo, no, che le persone possano partecipare alla costruzione di una normativa, di una legge o quant'altro. Io da piccolo imprenditore artigiano, Confartigianato rappresento, noi come categoria abbiamo il più grosso problema, quello di poter interloquire con voi, col cittadino, cioè con i rappresentanti di categoria. Tutte le volte che noi li invitiamo a dei dibattiti, alla formazione di normative, di regole da portare anche in Parlamento, non troviamo un controaltare con cui si possa ragionare, interloquire, perché condivido appieno che dobbiamo confrontarci, dobbiamo ragionare, dobbiamo valutare se quelle norme che noi vogliamo portare avanti rappresentano e siano utili anche per l'utenza, perché poi alla fine la condivisione è questa. Quindi è bello quanto lei dice, però poi di fatto la rappresentanza vostra o di quant'altro non c'è. No, non viene invitata. No. Da noi viene sempre invitata. Diciamo, mi permetta, al 99% non intervengono mai. Allora adesso mai. faccio il lobbista della mia categoria e dico che essendo che le persone normali non sono sono rappresentate quando diventano associazioni, quindi per definizione non sono più a quel punto persone non rappresentate da nessuno. L'unico modo perché possano partecipare al dibattito è essere informate, e quindi se c'è trasparenza noi giornalisti possiamo raccontarvi tutto, poi voi potete scegliere se Infatti, associarvi Stefano, e andare da Cattaneo. Se posso fare il lobbying. filosofo per un momento, che è la mia laurea, noi siamo rappresentati è una democrazia, la politica sono i nostri delegati, In teoria sì. coloro i quali ci rappresentano, tutti. Quindi la controparte. Dopodiché, non è che non c'è rappresentazione, dopodiché c'è un processo di decisione all'interno della democrazia che vede alcuni protagonisti più pronti, evoluti, più nel futuro, nel dialogo con le istituzioni, e altri più ai margini. Però che ogni cittadino abbia diritto a esprimere la sua e non si decide fino a quando tutti non hanno espresso la loro opinione è un po' complicato. Ci sono le elezioni esattamente per questo, perché poi,
Io devo dire una cosa, noi conosciamo tutti noi la politica per quei politici che vanno sui giornali in televisione. Sono 1000 i parlamentari circa, vi sfido a citarne più di 50. C'è tanta gente normale in Parlamento, normale, che fa una vita normale, con uno stipendio. No, ma non è, no, perché le decisioni sulla legge elettorale va bene, poi c'è tutta una normativa, come dire, un lavoro tecnico che viene fatto spesso, ripeto, spesso in maniera informata e seria. Spesso, perché poi noi leggiamo, perché poi loro fanno un lavoro giustamente, ma non è che fanno un resoconto di tutto ciò che succede in Parlamento. Parlamentare. Cioè non è che fate un monitoraggio parlamentare, allora si parla delle grandi leggi che forse cambieranno questo paese. Io credo che ci si dovrebbe accontentare per entrare nel futuro di fare bene le leggi che come dire, cambiano le piccole cose di ogni giorno e meno pensare ai grandi quadri di visione, dove tutti noi, Claudio, io, le associazioni di categoria, si misurano ogni giorno in maniera molto seria, Noi compresi. Dottore Sapiu, una chiosa su questo. Voi che siete un po' nel mezzo tra la politica, i decisori politici e diciamo, la gente, come si dice oggi, no? E gli imprenditori ovviamente, cioè voi rappresentate, ma voi vi sentite, come dire, guardando non verso l'alto questa volta, verso i decisori politici, ma verso la collettività, vi sentite legittimati, cioè vi guardano come diceva il signor Confartigianato, cioè un po' con diffidenza, come dire, voi siete una controparte delle persone. La vita associativa è molto partecipata dagli imprenditori e quindi anche, almeno io parlo sulla base dell'esperienza che vivo, e quindi anche quello che l'associazione fa, le linee di indirizzo dell'associazione, quello che l'associazione produce è frutto della condivisione con gli imprenditori. Ma intorno a questi imprenditori, cioè i loro dipendenti, vi vedono come diciamo i cattivi della situazione, cioè la loro controparte, o invece dicono vabbè alla fine fanno un po' anche i nostri interessi alla fine? Beh no, l'associazione fa gli interessi dei datori di lavoro, no? E quindi i collaboratori dell'imprenditore sono controparte, no? D'altronde in associazione ci sono le vertenze tra associazione datoriale e organizzazioni sindacali. Certo, quindi è giusto, sono interessi contrapposti, sì, quindi è giusto che lo siano. Una cosa generale su questo tema della rappresentanza. Sì, ti lasciamo la conclusione. Diciamo, nella vecchia società, se prendevi il Parlamento, tu avevi un certo numero di deputati eletti dalla Corte, stavano dentro la democrazia cristiana, rappresentavano gli interessi dei produttori. Avevi un certo numero di sindacalisti che venivano eletti nelle file della sinistra e rappresentavano il lavoro, dei carattere, c'era una società più semplice, più strutturata, più organizzata, e quindi la rappresentanza degli interessi aveva uno svolgimento più semplice, chiaro. Oggi si è complicata la società, la rappresentanza si è disarticolata, non si può tornare indietro, non si può tornare più semplici di alta rappresentanza. Ognuno può rappresentare le proprie esigenze ed è difficile tenere insieme perché queste sono complicate. Non c'è soluzione al problema. Ti sta entrando in sciopero anche Skype. Ti stiamo perdendo, Skype, la banda ti sta tradendo. Comunque il messaggio è chiaro, Anche le associazioni, no, storicamente erano espressioni di destra, di centro. Esattamente, e ora non è più così, esattamente. Sono più fluidi. L'importante è sapere che non si torna indietro, bisogna fare i conti con il mondo nuovo utilizzando delle metodologie adeguate. Rubo una battuta, Stefano, poi finiamo. Nel mondo anglosassone, poi finiamo. Nel mondo anglosassone uno dei grandi temi della lobby è proprio il rapporto tra le attività di lobby delle aziende, cioè dei padroni, chiamiamoli così, un termine antico, e i dipendenti. Cioè qual è il grado di trasparenza che un gruppo di dirigenti deve avere rispetto ai sovvenzionamenti, in questo caso nel mondo anglosassone si usa
come dire, sovvenzionare i partiti politici, rispetto poi alle posizioni che questi qui vanno a sostenere, sia sui temi specifici del business sia sui temi più sociali. Questo ad esempio è un qualcosa che in Italia non si discute. Cioè, se io prendo una posizione, i miei 30 dipendenti non è detto che la sappiano o che la condividano o che io debba condividerla con loro. Altro grande tema del mondo anglosassone è l'etica del rapporto tra lobbista e cliente. E noi stiamo sempre a parlare della gente, eccetera, bim 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 bum. Ma cosa io vado a raccontare ai miei clienti, avendo maggior conoscenza della black box che è la politica, dei processi, e quindi cosa li spingo a fare, è un grande tema etico. Quindi c'è tanta etica che andrebbe, come dire, costruita nel nostro lavoro, sapendo, sembra una banalità, che siamo tutti un po' lobbisti, cioè ognuno di noi che porta una posizione da terza parte, da lobbisti professionali, da politici locali che arrivano a Roma, che portano gli interessi del loro, fanno che loro i lobbisti, esattamente fanno il giro delle 7 chiese come le facciamo noi. Ecco, uscire da questa logica lobby è brutta, lobby è una parolaccia, e cominciare a ragionare sul fatto che il processo democratico è condivisione di idee diverse su, come dire, visioni e su prospettive ci aiuterebbe a lavorare tutti meglio, compresi i giornalisti che la smettano di confondere. Claudio, aiutami tu. Tanto non la finiamo questo dibattito. Questo dibattito non lo finiamo fino a che tu non mi aiuti contro di lui, cioè perché ora è che la smettano di confondere dei lestofanti che fanno affari con i lobbisti. No, diglielo Claudio, ti prego. Vi spiego qual è il problema. È una bella parola e diffiderei i giornali da Sì, questi fanno affari, che non c'entra niente. No, ma vi spiego un problema, c'è un problema molto concreto. Anche i giornali naturalmente fanno lobbying, perché quando si fanno delle belle campagne di informazione su determinati temi, e il giornale, diciamo, che vice dirige, diciamo, Stefano è campione in questo, e fa delle campagne condivisibili o meno, ma sempre molto significative, è un'azione di pressione che si fa sull'opinione pubblica sacrosanta, in rappresentanza dei propri lettori. Io quella la giudico un'azione di lobbying. Anch'io. È fantastico, benissimo, va bene così, è giusto che sia così. Abbiamo vinto un referendum costituzionale con quel sistema. Allora, se voi adesso ve ne andate da questo dibattito con l'idea che il mondo è un po' più complesso di come pensavate prima, secondo me è una cosa positiva, perché in questa fase di populismo sta passando il messaggio che ci sono i nostri interessi contro i loro. Come avete sentito, invece ci sono tanti interessi contrapposti che si confrontano, e più è chiara la competizione, più sono chiari gli schieramenti, meglio stiamo tutti. L'idea che c'è la gente e poi c'è l'1% è vera magari come distribuzione del reddito, ma non è utile al processo democratico della semplificazione. Quindi grazie ai miei interlocutori e anche a Claudio a distanza che nonostante Skype Ciao Claudio. grazie a tutti voi.